Questa volta è stato fermato mentre stava scaraventando a terra un registratore che aveva appena sradicato dalla cassa dell'ennesimo locale che aveva deciso di razziare. È stato arrestato nella notte il ladro che in meno di 24 ore ha svaligiato due locali del centro storico di Padova. È un camerunense di 28 anni senza fissa dimora con numerosi precedenti. Il giovane è anche il responsabile della spaccata al bar Elisse di Corso Umberto I, svaligiato all'alba di martedì. I rilievi della polizia scientifica hanno permesso di incastrare il ladro. Le impronte rilevate sulla finestra sfondata combaciano. Il titolare del locale era convinto che si trattasse di un professionista. Per scavalcare in questa posizione un atleta come e ha tolto il cassetto dalla cassa, l'ha sventolato per terra per poterlo aprire in maniera pazzesca. Alla fine quanto le hanno portato via, signor Righetti? In fondo cassa circa si gira sui 100 euro al massimo. E di danni invece quanto I è? danni qua il vetro quanto sembra è già preventivo sui 500 euro. Più la cassa, sì, un cassetto della cassa da 80 euro. Ecco. E più una giornata di lavoro persa. Esatto, perché lei ieri ha deciso di star chiuso per... Sì, ho deciso di stare chiuso così per ragioni personali. Dopo il colpo in Corso Umberto, il 28enne era fuggito in bicicletta. A mezzanotte però è tornato in azione, questa volta prendendo di mira un locale di via Cavazzana vicino a Prato della Valle. Un passante però ha notato l'uomo mentre con un sasso infrangeva la vetrina del bar e ha allertato la polizia che è arrivata mentre stava ancora scardinando la cassa. Il 28enne è stato arrestato in flagranza, è accusato anche del furto di Corso Umberto, ma sono in corso le indagini per capire se abbia commesso anche la spaccata ai danni dell'Amsterdam Caffè la notte tra domenica e lunedì, visto che le modalità del furto sono identiche.